un'interessante iniziativa, continua sempre l'opera volontario di ragazzi della Trinagria, oggi qui in via Cutaia. Ecco, cos'è che state facendo? Ecco, oggi diciamo che i residenti ci hanno chiesto un po' di sistemare questa scalinata, hanno comprato il materiale, ci sono delle belle anfore dove trapiantare le belle piante e quindi regalare un altro pezzettino della nostra città ai nostri concittadini. Un'azione importante. Certo, noi lo facciamo sempre con il nostro cuore, lì dove riusciamo ad arrivare sempre. Abbiamo fatto questo intervento in via Cutaia grazie all'aiuto dei B&B vicini che si sono spesi per comprare non solo le anfore che sono state molto costose, ma anche la terra, come vediamo qui, e altre cose. Come vedete oggi sono venuti molti volontari perché noi abbiamo veramente a cuore la nostra città e cerchiamo di dare un contributo come meglio possiamo e anche oggi riusciremo a trasformare nel piccolo la nostra città. Ecco, giorni fa avete collaborato anche a un'iniziativa che si è svolta a San Leone con alcuni studenti della Montalcini. Sì, siamo stati invitati per un progetto civico dalla maestra Giusia Guglia, referente dell'istituto Rita Levi Montalcini, precisamente l'istituto dell'infanzia, la scuola dell'infanzia. Abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati perché i bambini hanno capito cosa significa veramente tenere all'ambiente e queste iniziative servono appunto per dare un'educazione ambientale e civica soprattutto, perché se non puntiamo alle basi che sono i nostri fratellini, le nostre sorelline, i nostri figli, non riusciremo ad avere il cambiamento che tanto speriamo. Non mi manca, hanno bruciato i boschi, le foreste, l'aria che mi protegge, che mi veste, i fiumi, i mari hanno avvelenato, ho il cuore che non regge, si è ammalato, dice il sole alla luna. Che facciamo? La nostra amica come la curiamo? Che fare? Si chiedono le stelle chiamando in gelo tutte le sorelle, grida un bambino, ti proteggeremo, alberi, piante, noi seminieremo, puliremo i fiumi, i laghi, il mare. Ti prego, terra, continua a girare. Brava!